5 euro, 7 euro. Porco cane di miseria, che sorpresa che ci accade qui. Oh, molti tete, mi fa di colori. Ciao. Così, no, al Magda Sarose. No. No. Le Colombia lì. Ah, bon. Le Colombia qui. Che sovrave? Dove questi? 7 euro. Ma c'è sempre zia. Ma ti spiegare, non è chioma. Il gioco che si ha, ma sono dappertutto. Aspetta buttarino. Fatta allora. Fatto, violino. Ciao. Quando? Ciao. Dit is mag zeggen waar. Sì, quella di él, no? Olè. Ma tu sei un passeggero. Mi plasche chi? 4. Ciao. Non so che anch'io ho mangiato una porcheria quella sera, a Montmartre comunque. Non Montmartre, quello sopra, il Buonasera, salve. la man di Tita, c'è
io devi dire Le prendi con l'ombrello? No, non prendi l'ombrello. Allora aspetta. Giovanni Battista è l'unico santo, oltre la Madre del Signore, del quale si celebra con la nascita al cielo anche la nascita secondo la carne. La data della festa, 3 mesi dopo l'Annunciazione e 6 mesi prima del Natale, risponde alle indicazioni di San Luca. Deus in adiutorium meum intende. Amen.
Apostolis Tui spiritualis gratia, gaudiorum et omnium fidelibus, mentes diriges in viam salutis aeterne, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Anche se la solenne liturgia dei Vespri di San Giovanni Battista è già a metà del suo corso, ma voglio dare ora il benvenuto agli ospiti numerosi, ai parrocchiani. Questa liturgia profuma di storia, di cultura e di fede. E è importante precisare bene il senso del nostro ritrovarci, perché sapete, quando delle liturgie sono secolari, si mantengono magari inalterate nei secoli, c'è sempre il rischio che la vera fede, il vero significato venga dimenticato, travisato e prevalgano altri elementi o di superstizione o altro. Noi ci troviamo nel giorno in cui celebriamo un grande santo, il più grande dopo Maria, e questo lo ricaviamo dalle parole di Gesù, non c'è un uomo più grande nato da donna che Giovanni. Giovanni di cui la Chiesa riconosce la grandezza, solo di lui, oltre che di Maria, celebriamo non solo il martirio, la nascita dal cielo, ma anche la nascita su questa terra. Colui che ha diviso in due la storia della salvezza, antica alleanza e nuova alleanza. Colui che ha preparato l'avvento, la venuta, la missione di Gesù. Colui che ha pagato con la vita la sua testimonianza. E ci troviamo per benedire ed essere benedetti. La benedizione è un atto che lega Dio e l'uomo. E come abbiamo visto oggi, innanzitutto abbiamo benedetto noi Dio con il canto dei Vespri, ma ora accogliamo la benedizione del Signore. Dovrebbe dire che è più importante la benedizione dai Max. In realtà la benedizione che riceveremo col Santissimo Sacramento sarà ancora più importante. Allora è importante benedire Dio, anche in riparazione. Pensate alle tante maledizioni, alle tante ingiurie che salgono dall'umanità a Dio. E quanto è bello che noi ci troviamo come comunità e poi anche come singoli a benedire il Signore, a riparare queste ingiurie. Ma riceveremo anche la benedizione di Dio, questo è ancora più importante. La prima in ordine di tempo logico, la benedizione che scende da Dio. E ricevere la benedizione di Dio significa ricevere la sua forza, la sua grazia, il suo amore, la sua protezione. E siamo chiamati a ricevere la benedizione da Dio e a benedirla, a donarla, non solo agli uomini, principalmente agli uomini, ma poi possiamo benedire anche le cose, i luoghi, le piante, gli animali. Però ovviamente la benedizione più importante è quella, la benedizione fatta all'uomo. Siamo chiamati a benedire perché la presenza di Dio possa fluire, possa riempire ogni cosa, ogni luogo, ogni creatura, e siamo chiamati a benedire per proteggerci dallo spirito del male. Ma sapete che il luogo in cui Dio desidera abitare è il cuore dell'uomo.
quindi saremo benedetti prima noi, poi anche i fiori. Ed è importante che la benedizione non sia né sottovalutata né sopravvalutata. Poniamolo al giusto posto. Non sottovalutata perché ricevere o non ricevere la benedizione non è la stessa cosa. Detto che riceviamo la forza, la protezione, la grazia di Dio, ma non possiamo nemmeno sopravvalutarla. Ciò che ci unisce a Dio sono soprattutto i sacramenti. La benedizione, come l'esorcismo, sono dei sacramentali che vengono dopo, che ci preparano a ricevere lo Spirito che ci viene donato nei sacramenti. E la benedizione in noi opererà nella misura in cui saremo in comunione con Dio. Se io sono chiuso Dio nel peccato mortale, se di Dio non mi interessa, la benedizione davvero scivola via sulle nostre teste. Nella misura in cui l'accolgo con fede, con un cuore docile, aperto, ecco che la benedizione mi trasforma. E noi siamo chiamati, e chiudo, non solo a ricevere la benedizione di Dio e a benedire Dio, ma a benedire anche gli altri. Dicendo bene, benedire vuol dire questo, e pregando per gli altri, arrivando fino ai nemici, perché questa è la novità, la caratteristica, la peculiarità del cristiano, riuscire ad amare, a dire bene anche del nemico, e allora saremo benedetti con abbondanza dal Signore. Ora procediamo con la benedizione dai Max. Prima saranno benedetti con l'acqua lustrale, poi con l'incenso e poi riceveremo la benedizione eucaristica. Prima loro alciaci e alciai Max. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui celum terra mare cunca visibilia et invisibilia, verbo tuo ex nihilo creasti, quique herbas arboresque terram, ad usus hominum et animalium giniere precepisti, te supplices exoramus, utas diversi generis herbas, intercedente Sanctus Ioannes Baptista, benedicere et sanctificare tua pietate digneris, ut omnibus ex eis sumentibus, sin salutare medicamentum, et ad omnibus hominibus pecoribusque, quibus fuerit ad vitae, omnem putredinem, omnem morbum, pestilentiam, ac dolorem, omnesque inimicas infestationes, misericorditer amoveas, qui in Trinitate perfecta, vivis et regnas Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoria reliquisti, tribu et quesumus, vita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerali, ut redentionis tui fructum in nobis sugit essentiamus, qui vivis et regnas, in saecula saeculorum. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa e l'Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Allora concludiamo, grazie per tutto l'orando, per la Massimo, Dario, Jens, tutti che hanno lavorato per avere questa liturgia. Suo auguri, una buona serata. Oh, saluto.